Jacopo di Guasparre, in arte rosso fiorentino, si hanno tanti ritratti, nessuno attribuibile al suo volto. Coevo del Pontormo, di cui vediamo la deposizione, di lui narreremo iniziando da quel che riteniamo il suo capolavoro, la deposizione di Volterra del 1521. Uomini veri, illuminati dal basso in alto, vibranti nelle carni e nei colori, in una tensione parossistica nella parte alta e sotto donne piegate dal dolore. Il vecchio, in alto, sulla croce, non è Dio infuriato, ma potrebbe esserlo. È il capomastro di questo pietoso lavoro da svolgere, o, se ritenete come noi, che sia una scena teatrale, un regista di gran temperamento. Si sporge oltre l'asse orizzontale della croce, con movimento brusco. Qualcosa non va. Non essendo un re dai capelli azzurri, ma un carpentiere, chissà, forse Giuseppe, il padre putativo di Cristo, in testa ha un telo che nel momento del balzo in avanti s'alza all'indietro. Naso aquilino, certo è un ebreo, barba lunga e bianca, il collo teso fuori misura, urla, impreca e gli occhi escono dall'orbita. I suoi colori sono il rosso e il blu, casualmente quelli di Maria. Sia o no il padre, chiamiamolo Giuseppe. Incredibile la figura sotto di lui. O c'è un vento da temporale, ma il cielo è blu e sereno, o anche lui si è slanciato per dar l'allarme. Formidabile il volto, il braccio, il dito che indica il punto di debolezza dell'azione collettiva. Concitato, è sceso con il suo piede destro di 2 gradini, spostando con il ginocchio l'anca di quello che lo guarda da sotto, indispettito. L'ha sbilanciato e rischia di cadere. Sta facendo ogni sforzo, ogni muscolo del corpo è proteso a reggere Gesù, che scende, dobbiamo dirlo, a peso morto. Dall'altra parte, alle spalle del defunto, esce la testa scapigliata d'uno che ce la sta mettendo tutta. Con la mano destra artiglia la croce, regge il corpo con la spalla sinistra e con il braccio l'avvolge. Per equilibrare i pesi, spinge la schiena all'indietro e con il ginocchio sinistro regge il busto di Gesù. Cosa può far di più? Se scende d'un gradino, gli scivolerà di certo Cristo. Il suo posto non potrebbe tenerlo sospeso per le ginocchia. Che vuol che si faccia dunque? L'unica cosa possibile, senza temere di schiacciargli lo stomaco, lo stringa forte, non lo accarezzi, sposti il busto verso di sé mentre l'altro alzerà le gambe, i piedi sono schiodati, potrà così scendere, tenendo Cristo in orizzontale. Così ci par di capire. E sotto? Niente. La violenza è solo purezza del colore. Al confronto, la deposizione del Pontormo è una discesa confortata da figure angeliche. Una di queste gli asciuga il sudore della morte. Il corpo di Cristo scende per offrire il suo corpo. Forse la deposizione è un simbolo dell'Eucaristia. Una dolcezza analoga
la troviamo in Cristo morto tra gli angeli, il corpo di colore bianco, non quel verde ripugnante di prima. I ceri accesi, i volti sereni, un offertorio. Lo sposalizio della Vergine è del 1523. Rosso era tornato a Firenze dopo essere fuggito a Piombino nel 1518 per insolvenza. Ora è vedovo di Emilia Ridolfi e non ha ancora sposato Elena Salviati. Il matrimonio avverrà nel 1525. Osserviamo questo che il Vasari definì di bellissima grazia e disegno e vivacità di colore. Noi troviamo la tela un po' troppo zeppa di personaggi. Il fotografo deve aver chiesto alla madre di Maria e al giornalista di sedersi. Impedivano la vista centrale. A destra, il domenicano potrebbe essere Savonarola, a cui Rosso era devoto. Sopra di questa una possibile repubblica con Lancia. Era anche repubblicano. Curiosamente, il matrimonio della Vergine è per delega di Dio a Gabriele, quello dell'annuncio, e la coincidenza ci dà da pensare. Il sacerdote avrebbe potuto essere uno dei papi o dei cardinali, dei medici, che Rosso detestava, ed è invece un buon uomo che si stupisce, come noi, di vedere Gabriele e dietro c'è un po' di confusione. Sulla sinistra un personaggio ci volge le terga nude, per cui noi usciamo per andare alla fabbrica palatina di Firenze. Nota come Pala Dei, fu dipinta nel 1522 per la famiglia Dei, una cui rappresentante è seduta sul gradino. Propone un San Sebastiano, la cui nudità conferma la buona conoscenza dell'anatomia umana. Fu intimo di Michelangelo, che faceva disseppellire i cadaveri con grande rischio di sanzione per dissezionarli e, negli Uffizi, con Mosè difende le figlie di Jetro, una replica infelice, ma lì esibisce il dinamismo in una vorticosa contesa che lascia indifferenti le capre, stupita la femmina e noi sbalorditi. Non può essere suo il volto maschile a destra, l'avviluppo a pallone rosa, la figurina il cui basso ventre par rovescio, ossia il sedere. Abissale la differenza con Cristo deposto, di cruda nudità, il mento sporco di sangue e osservate il corpo di chi lo regge, un angelo tatuato, oppure siamo all'interno di una chiesa con finestra finemente decorata, per cui la luce del sole che entra da sinistra ombreggia la pelle nuda del giovane, ma non quella brunita del Cristo. Allarghiamo il campo. Non capiamo se sia Nana, la giovane a sinistra. A destra, Maddalena abbraccia i piedi di lui. Sopra la pietà, il dolore. Nella sinistra c'è un uomo che scende la scala. L'ultimo è in ombra, ma il manto è del colore del personaggio che nella deposizione di Volterra abbiamo visto furiosamente allarmato. Il lavoro è finito ed anche il nostro. Sappiamo ci sarà una resurrezione, ma noi
ne abbiamo viste di migliori.